Al via ieri sera a Raffadali la terza edizione della Festa del Pistacchio, che continuerà anche sabato e domenica. Un ricco programma che vede all'interno della 3 giorni degustazione, convegni, intrattenimento. In una scenografia originale curata dall'architetto Laura Galvano è stato creato il percorso del gusto con ben 11 stand, dove le aziende che vi partecipano offrono la specialità realizzata con il pistacchio, dal gelato al cannolo, alla birra, al formaggio, al panettone, al panino sfizioso, alle arancine al pistacchio. L'evento è stato realizzato grazie a una sinergia tra il Comune, l'Associazione Pistacchio di Raffadali, gli assessorati regionali al turismo e all'agricoltura. L'assessorato regionale agricoltura ha voluto sostenere fortemente questa manifestazione, ha voluto sostenere un progetto che vede assieme produttori e trasformatori in un territorio che è quello di Raffadali ma che è quello della provincia di Agrigento, per un prodotto che punta ad essere un prodotto di qualità per la nostra regione, un segnale importante che viene dal territorio per lo sviluppo economico della nostra provincia sul settore dell'agricoltura, ma soprattutto su quello che può essere un progetto che ha un futuro abbastanza lungo. Noi vogliamo credere in questo progetto perché comunque come regione siciliana avere un nuovo prodotto di qualità nel nostro territorio sicuramente è motivo di vanto assieme a tanti altri prodotti che oggi sono presenti in Sicilia tra le DOP, DOC e IGP. Questo è un'iniziativa che merita di essere sostenuta. Abbiamo avuto oggi la possibilità di avere presenti diverse persone anche dai paesi vicini, ma soprattutto da tutta la regione e non solo. Questo vuol dire che coniugare l'agricoltura, l'enogastronomia e il territorio è un importante volano di sviluppo per la nostra provincia. Una cosa che non si era mai vista a Raffadali, però sempre con il tema del pistacchio, e allora ho detto questo corso, l'installazione che si doveva fare doveva essere proprio nel corso principale storico di Raffadali, dove praticamente mi sono inventata questa installazione per portare il visitatore all'idea dell'albero del pistacchio. L'albero del pistacchio che è fitto con queste foglie che di giorno viene trafitto dal sole e vedere questo luccichio del sole che trapassa in mezzo a queste foglie. Questa è l'installazione che cambia, di giorno ha una visione, la sera si trasforma e questo mi sembra che sia al meglio riuscita questa installazione, è stata apprezzata molto dai raffadalesi. Da tempo che questa città, la cittadina di Raffadali, ha questa peculiarità, tra virgolette, sia della trasformazione che anche della produzione del pistacchio in generale, ma questo non limita che Raffadali è il centro della raccolta di tutto il pistacchio che si coltiva in provincia di Agrigento. I paesi nitrofi che sono attorno a noi e tutti gli areali dove si cresce questo cultivar in provincia di Agrigento si sono associati in parte a noi, proprio all'Associazione per la tutela del pistacchio di Raffadali, appunto per valorizzare e portare avanti questo prodotto e se ce la facciamo pure al riconoscimento della DOP. Raffadali è conosciuta in tutta Europa per il pistacchio, ormai i nostri panettoni, le nostre colombe raggiungono tutte le città europee. Era doveroso rilanciare questo prodotto tipico, che è un prodotto che porta molta occupazione nel nostro territorio. Abbiamo diversi ormai produttori e diversi trasformatori di questo prodotto tipico, tra l'altro ha delle caratteristiche particolari il nostro prodotto che viene soltanto coltivato in questa porzione del territorio. Per questo stiamo richiedendo il DOP e penso che se riusciremo in questa meravigliosa avventura si apriranno molte frontiere per questo prodotto e per tutti coloro che vogliono dedicarsi alla coltivazione e alla trasformazione di questo prodotto. Il pistacchio di Raffadali ha una sua particolarità che noi stiamo provando a caratterizzare attraverso un iter di riconoscimento della DOP che è legata a questo clima particolarmente caldo-arido con escursioni termiche molto accentuate e a suoli di origine calcarea sulla quale si sviluppano queste piante e tutto questo connubio di fattori conferiscono al prodotto particolari caratteristiche organolettiche quali l'elevata resinoli, un'accentuata sapidità e il colore verde brillante tipico della clorofilla. La manifestazione si caratterizza con dei percorsi del gusto, no? La gente può venire qua in questi 2 giorni, sabato e domenica,
pagando un ticket e assaggiare i prodotti derivati dal pistacchio. Sì, abbiamo voluto proprio questo, far conoscere alle persone che verranno qui a visitare la nostra festa questi prodotti sia dolci che salati. Appunto abbiamo avuto un percorso del gusto che comprende sia prodotti fatti con il pistacchio salati sia anche dolci come il gelato, come altri dolci che si possono avere con il pistacchio del Raffadale, che si presta bene a questo tipo di pasti, di piatti.